Cus Palermo e Mazzara si affrontano in una partita con obiettivi e con prospettive diverse di classifica e di campionato per gli uomini di mister Zappavigna che cercano punti in maniera disperata per la salvezza e i canarini di mister Marino che invece vogliono mantenere intatte le proprie speranze di arrivare al quinto posto. La partita inizia al centro sportivo Concadoro di Monreale, vista l'indisponibilità del terreno di gioco del Cus Palermo, e parte forte la formazione ospite con il tentativo, la palla che arriva verso l'area di rigore dove Gomez cerca di anticipare Carnevale, il quale è bravissimo a sdraiarsi sul terreno di gioco e a respingere, ma attenzione al minuto 11, Scozzeri ruba una grande palla, serve al centro per Youssef Cherif, vantaggio Cus Palermo, 11 sul cronometro, avanti la squadra di mister Zappavigna con l'ottimo intercetto di Scozzari e la zampata vincente di Youssef Cherif, che dunque porta in vantaggio la formazione palermitana. 3 minuti dopo la discesa sulla sinistra del Mazzara con questo cross, la deviazione maldestra, ma è bravissimo a salvare Carnevale che sarà grande protagonista dell'incontro. Minuto 22 però, grande sventagliata in fase offensiva per il Mazzara, la palla arriva sulla destra, il cross al centro per Gomez che da due passi a porta spalancata non può proprio sbagliare, ancora a segno il pennellone, il centravanti del Mazzara che riequilibra il risultato a metà della frazione. Qui però, minuto 25, Cherif vede il portiere Franco fuori dai pali, cerca di fare il gol molto simile a quello realizzato da Verre in Palermo Frosinone. Per sua sfortuna la mira non è la stessa, la palla si perde fuori. Poi alla mezz'ora la giocata sulla sinistra, il tocco per Scozzeri che cerca il tiro col sinistro, bravo Franco a coprire bene il primo palo e ad evitare il gol del 2-1. Poi lancio in avanti di cervello ancora per Scozzeri che uncina col sinistro, palla alta sopra la traversa e un buon Cus che limita al minimo le iniziative del Mazzara. Qui ci prova ancora con questo tentativo in area per Fofana, il quale da ottima posizione a porta praticamente spalancata mette il pallone al lato rispetto alla porta di Franco. È l'ultima occasione e l'ultima emozione del primo tempo ben giocato al Cus Palermo, che si trova sul punteggio di parità contro il Mazzara in avvio di ripresa. Nuovo attacco sulla fascia sinistra con Scozzeri che mette al centro, conclusione di Fofana deviato, ovviamente fascia destra con Scozzeri che ha cambiato corsia rispetto alla prima frazione. Minuto 57, si riaffaccia in avanti il Mazzara con questa azione ancora sulla destra molto simile al gol che ha portato al pareggio. Qui Gomez costretto ad uscire dall'area di rigore e a calciare, e la parata splendida da parte di Carnevale, parata plastica, e poi sui sviluppi del calcio d'angolo, questa spizzata sul primo palo con la palla che si perde sulla traversa, occasionissima per il Mazzara che sale di tono minuto dopo minuto. L'azione si chiude poi con una richiesta di calcio di rigore non esaudita dal direttore di gara. Poi altra palla gol col colpo di testa straordinario ancora Carnevale che mette la palla sulla traversa su Koulibaly Gomez, e poi ancora Mazzara col Cus che si spegne poco per volta. L'avanzata di Sami El Amraoui, il quale calcia male da buona posizione, e di fatto questa l'ultima emozione del match che si conclude sul punteggio di 1-1. Un buon punto in chiave salvezza per il Cus Palermo, frena in chiave quinto posto invece il Mazzara di mister Dino Marino, e da Sportisiri per il momento è tutto, alla prossima.